Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Dal Gazzettino, prima pagina, il governo estende fino al 25 marzo il divieto di spostamento tra tutte le regioni e la richiesta dei governatori all'esecutivo i ristori siano contestuali alle chiusure. Andiamo alla pagina di Rovigo del Gazzettino, in prima, vaccinazioni in campo anche i preti. A Lendinara il sindaco mobilita le parrocchie per dare informazioni sulla campagna di immunizzazione in corso. Da marzo Rovigo, Adria e Trecenta si aggiungeranno i centri di Lendinara, Castelmassa, Portoviro, Portotolle. Il caso? Il docente del De Amicis dà solidarietà al professor Gozzini che aveva insultato Giorgia Meloni e c'è un appello di Gioventù Nazionale che i professori di sinistra siano controllati e sanzionati. Taglio di Po, il PD critica l'organizzazione, ULSS poco attenta al trasporto, vaccinazione di massa, voto insufficiente. Secondo Veronica Pasetto, delegata alla sanità del PD provinciale, ed il segretario Angelo Zanellato, c'è stata una campagna vaccinazione troppo lenta che non risponde ai bisogni delle persone. Adria, Fondazione Mecenati, esposta in vista. Ricordiamo che la Fondazione Mecenati gestisce Villa Mecenati che ospita il Conservatorio Buzzolla e secondo la volontà della famiglia è il comune che deve decidere il vertice della fondazione e c'è appunto questo esposto del consigliere Spinello che ritiene illegittima la scelta del sindaco Barbierato di un non residente in città. Taglio di Po, più sicurezza sulla Romea, si attende infatti dall'ANAS i progetti dopo le proposte per l'area produttiva. Il fulcro è realizzare una strada parallela con immissioni protette. L'assessore Davide Marangoni afferma: ho partecipato ad una riunione con l'assessore Veneto e rilanciato le nostre necessità. Parlando di demografia, anche Rosolina perde residenti, un calo che non si ferma. La differenza viene data da pochi nati e molti decessi. Infatti al 31 dicembre scorso il comune contava 6.254 abitanti, 42 in meno rispetto al 2019. Quindi il rapporto è praticamente di un nuovo nato per ogni 2 morti. Per finire il calcio, Adriese 2-2 da Cardiopalmo, coronari a rischio al Bettinazzi, 4 reti e 4 rigori, di cui 2 parati, 2 espulsioni e 4 pali. Marangon sul dischetto 2 volte, primo tiro respinto dal portiere, ma la seconda occasione non perdona. E nella foto, che purtroppo gli amici della radio non possono vedere, la partita sontuosa per Giacomo Marangon, che sta ritrovando la forma dei giorni migliori. Mentre per quanto riguarda il Delta, non riesce la rimonta del Delta. Un gol di Aliu solo dopo 2 minuti gela i biancoazzurri. Cikarevic pareggia su rigore, poi il Trento trova la zampata. Delta 1, Trento 2. Pallavolo, tutto facile per Rico Delta, nero fucsia precisi e micidiali, 1 ora e 6 minuti sono sufficienti per archiviare la pratica Mosca-Bruno Bolzano. I 3 punti erano in preventivo e fanno il pieno di energia in vista dell'appuntamento di mercoledì in Coppa Italia. Cross, Rosolina, capitale appunto del cross. Successo organizzativo per la 4ª edizione degli Internazionali d'Italia in spiaggia. Complimenti naturalmente a tutti per il risultato. Ricordiamo anche l'articolo su leandromaggi.com e Made in Polesine. Il circuito è stato rinnovato quest'anno con maggiore lunghezza e ha coinvolto i bagni Blue Marlin, Belvedere, Gran Sostanco, Sabbia Mare e Bagni del Moro. E nell'articolo di leandromaggi.com ci sono le straordinarie fotografie di Maurizio Al Black, fotomotociclista, che è decisamente il numero 1 dei fotografi in questo settore. Sacca di Scardovari, un'altra impresa di Plastic Free Veneto, guidata nel nostro territorio da Riccardo Mancin. Infatti la seconda tappa Sacca Pulita, ieri ha visto 100 partecipanti, 300 sacchi di rifiuti, il 90% della plastica dal mondo della pesca, 2 ore di raccolta e quintali di rifiuti. In ogni caso complimenti a Plastic Free. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100 e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!